L'Evangelista Matteo avvertì tutta l'umanità quando scrisse: «Che gioverà all'uomo se dopo aver guadagnato tutto il mondo perde poi l'anima sua?» Con questa domanda Matteo ci mette davanti a uno degli interrogativi più urgenti e dimenticati del nostro tempo. Vale davvero la pena ottenere tutto ciò che il mondo può offrire se nel frattempo smarriamo ciò che siamo davvero? Possiamo rincorrere il successo, il denaro, il potere, la fama. Possiamo costruire un impero, essere ammirati, temuti, invidiati. Ma se nel fare tutto questo tradiamo la nostra verità più profonda, se perdiamo la pace interiore, il rispetto per noi stessi, la connessione con ciò che è sacro, allora che senso ha tutto il resto? Matteo non ci chiede di rinunciare al mondo, ma di non barattare la nostra anima per esso, perché alla fine l'unica vera perdita è dimenticare chi siamo. Guarda il video completo sul nostro canale YouTube.